Ciao a tutti. In che 7 di ottobre è la festa della Madonna del Rosario. Tutti gli anni, perché dunque potevo parlare anche l'anno passato e potevo parlare anche l'anno che viene. Il rosario è una forma di preghiera, una preghiera di preghiere, come saprete, come molti sanno, anzi neanche molti sanno, perché in realtà forse non da tutti più è conosciuto così come una volta. Il rosario appunto è composto da decine di Ave Marie precedute dal Padre Nostro e seguite dalla Gloria, e si contemplano i misteri del rosario. Quest'oggi, quest'anno, è significativo parlarne perché dobbiamo ricordare che questa festa, proprio la festività della Madonna del Rosario, venne proclamata dal Papa Pio V, poi Santo San Pio V, per ricordare, per commemorare la battaglia di Lepanto, e quest'anno sono i 450 anni da quella battaglia in cui una flotta di una lega di stati cristiani promossa dal Papa, i principali erano il Regno di Spagna e la Repubblica di Venezia, ma c'erano anche la Repubblica di Genova, quella di Lucca, c'era l'Ordine di Malta che aveva resistito 6 anni prima al grande assedio di Malta da parte dei turchi. Ecco, appunto a Lepanto ci fu questa vittoria navale sulla flotta turca, e quindi il Papa di allora ritenne di dover ringraziare appunto la Madonna di questo. Ora, noi tutti i nostri genitori, nonni, tutte le persone che attualmente, che in passato hanno recitato il rosario, non collegheranno evidentemente questa preghiera a questo fatto storico. Il rosario è una preghiera appunto che si può dire in qualsiasi momento da qualsiasi persona, però ecco, la festa di oggi con questo anniversario ci ricorda questo collegamento storico, e mi viene da fare un paio di osservazioni. Diciamo, una che adesso giustamente l'aspetto bellico viene sempre messo come una cosa, fatto negativo, pericoloso. Giustamente le guerre sono sbagliate, le guerre sono brutte, sono tutte brutte. In quel momento storico il fatto di impugnare le armi per difendere un'area che era quella del Mediterraneo da una pressione esagerata da parte di quell'impero, effettivamente fu anche una necessità, o comunque venne ritenuta una necessità. E mi viene da dire che, con tutte le valutazioni che uno può fare pro e contro, dobbiamo ricordarci che quando parliamo di storia non possiamo mai giudicare quello che è passato, soprattutto se è lontano nel passato, con gli occhi di oggi, con i nostri criteri, con i nostri parametri. Certo, se una cosa è brutta e sbagliata, lo diciamo che è brutta e sbagliata, ma dire che è stato fatto bene, ha fatto male a fare certe scelte 2 secoli fa, 3 secoli fa, 10 secoli fa, 2 millenni fa, bisogna vedere le circostanze e conoscere quello che è successo per poter dare una valutazione, ammesso che sia possibile. Questo mi sembra, diciamo, logico, ecco, fra gli storici, fra chi studia storia, fra chi si interessa. Non sono qua a fare lezioni, ovviamente ci sono delle persone più competenti di me e che possono appunto supportare queste affermazioni o dare delle maggiori delucidazioni. A me mi è sempre piaciuta la storia e mi appassiono di queste tematiche, come tanti altri, penso fra di voi. Ecco, una cosa importante secondo me è questa: cercare di valutare ciò che è avvenuto calandosi per quanto possibile nei panni delle persone di quel momento, di quel periodo, di quei fatti. E dopo che torno invece
alla Madonna del Rosario. Certamente il Rosario, anche se molte parrocchie lo dicono in questo mese del Rosario appunto, sicuramente è poco conosciuto dai più giovani, dai ragazzi, sempre più come una volta che i paesani dicevano il Rosario in della stara la sera prima di andare in letto, dopo quinto su quel che era successo in della giornata, e dicevano appunto il Rosario in stalla insieme agli altri famiglie della Curt, della Casena. Era un momento sicuramente anche di ritrovo, di preghiera comune. Sono cambiate tante cose. Mi viene da pensare che comunque questa forma di più esercizio di preghiera comune, come tante altre cose, se riteniamo che ha un valore, come penso che ce l'abbia, dobbiamo essere capaci di proporla o riproporla anche alle giovani generazioni, non facendo chissà quali strane cose, ma cercando di far capire, di trasmettere anche con fervore, con interesse, con entusiasmo alcuni modi di fare, poi chiaramente lasciando la libertà alle persone di scegliere quello che ritengono più opportuno. Però ecco, mi crede che anche il Rosario, per chi crede naturalmente, è un qualcosa che è una maniera di pregare anche di stare insieme, o anche in per noi, perché vi può dire per suo conto, una maniera bella, ad esempio, per di sì, la propria fede e anche l'amore per la gente, l'amore per il Signore, per la Madonna, e anche per la gente più bisognosa, perché ricordiamo che tante volte il Rosario si dice per quelli che ha bisogno, per i poveri, per i gente sofferente. Ecco, questa mi credo che è la cosa bella di questa festa, di questa giornata. Dopo, come al solito, vi pensare che è una maniera diversa, vi altri mi piace, sì, mi piace no, che manca risalta, con quello vi può anche scrivere, magari se pensano a qualcosa i suoi argomenti. In ogni caso, diciamo, la Madonna del Rosario è sempre una giornata dove si può pensare un po' più sé e anche stare insieme un po' più sé magari, e anche pensare alla storia, studiarla, perché la mi servisce anche a noi adesso. Ciao ciao, saluti a tutti.